Allora, siamo qua con Tatiana Bartolomei, presidente dell'Ordine dei Geologi del Veneto. Allora, prevenzione geologica e georischi. In sintesi, quali sono gli obiettivi raggiunti finora e quali le novità in programma per quest'anno, nel 2019? Salve, buongiorno. Allora, la prevenzione è assolutamente importante, è uno dei progetti a cui noi teniamo di più e cerchiamo non solo nella progettazione di attività nostre riferite all'ordine professionale, ma anche nella divulgazione presso gli enti, cerchiamo di sensibilizzare sull'importanza di questo argomento, soprattutto perché in Veneto si parla molto di emergenza, non solo in Veneto, è anche una cultura nazionale italiana e ovviamente la prevenzione ha dei costi molto molto ridotti e poi le conseguenze sia per il pubblico sia quindi per i manufatti ma anche psicologiche sono notevolmente differenti, per cui prevenzione significa sensibilizzazione presso gli enti, le pubbliche amministrazioni, significa aggiornamento di documentazione di pianificazione territoriale. Questo è l'obiettivo e noi abbiamo già delle attività organizzate che devono partire in tal senso. Cambiamento climatico. Prima abbiamo visto alcune immagini dei disastri che ci sono stati nel Bellunese, purtroppo a causa del grave maltempo che ha colpito quelle zone. L'IPCC è stato chiaro, abbiamo 12 anni per cambiare rotta. Quale ruolo chiave può avere la figura del geologo per mitigare il rischio derivante dai cambiamenti climatici? Allora, il cambiamento climatico è poi un termine delicato, insomma, da lasciare ai meteorologi la loro definizione. In effetti, però, gli eventi avvengono in modo molto più accentuato e molto più concentrato, quindi richiedono una maggiore attenzione, che poi ricade sempre sul discorso di prevenzione, maggiore attenzione in modo tale da non trovarsi nelle situazioni di emergenza. Ovviamente pulizia, gestione del territorio, maggiore cura. Ovvio che non si può risolvere l'evento estremo, però trovarsi in situazioni non così estremi, quello è possibile con la cura del territorio e la cultura geologica soprattutto. È questo che manca. Ultima domanda. Neolaureati e lavoro. Quali iniziative da parte dell'Ordine per aiutare i nostri giovani laureati che si affacciano al lavoro nel settore geologico? Allora, è un argomento molto delicato e molto importante. Abbiamo una commissione giovani geologi in capo all'ordine. In questa commissione cerchiamo di sensibilizzare e di far partecipare anche quei neolaureati che magari hanno fatto l'esame di Stato, non sono ancora iscritti all'ordine. All'assemblea di oggi li abbiamo invitati perché riuscissero a capire qual è la realtà e facessero esperienza. Così un po' alla volta comprendono anche quali sono le specializzazioni che è necessario ottenere, perché ovviamente l'università non ti forma totalmente, e questo potrebbe essere poi uno step per entrare in contatto con altri professionisti, perché ci sono di fatti dei professionisti che richiedono la collaborazione di giovani neolaureati, quindi si faranno delle liste da mettere a disposizione per chi le richiede. Questo penso che sia un buon inizio. Grazie, dottoressa Bartolomei. Grazie.